Villa Licher, qual è stato il suo passato e il percorso che l'ha portata a questo risultato? Sì, beh, noi allora ci siamo insediati in comune nel 2019, è stato uno dei primi temi da affrontare in quanto c'era una parte della proprietà comunale che doveva essere gestita e poterla assegnare o darla in vendita a terzi oppure mantenerla nel patrimonio. Quindi abbiamo scelto la seconda versione per dare un respiro più ampio alla villa e quindi un segno di importanza e dargli la centralità per altri obiettivi successivi. E ora che cosa resta da fare, soprattutto quale sarà il futuro di Villa Licher? Diciamo che siamo riusciti ad eseguire delle opere fondamentali per impreziosire un attimo la villa, quali il percorso di accesso, tutta la recinzione e anche il verde. Il passo successivo sarà il completamento di alcune finiture e ampliamento del verde con delle alberature e cespugli e soprattutto la ristrutturazione della chiesetta, che è un altro elemento fondamentale per poter organizzare eventi sia dal punto di vista sociale, culturale e anche commerciale. La destinazione d'uso della villa quale sarà? Allora, in questo momento la destinazione d'uso della villa, abbiamo 4 utenze in affitto principalmente direzionali, quindi servizi di professionisti, e nel futuro vorremmo usufruire sia di questi tecnici che portano delle esperienze, ma anche a livello comunale, quindi organizzazione fatta proprio da noi, con degli eventi, magari 4 o 5 all'anno, in modo da poter raggruppare le persone del nostro territorio, i nostri concittadini, per poter proprio, come una volta facevano, godere di questa bellissima villa che ha un potere straordinario. Per quanto riguarda i lavori eseguiti, volevo fare un ringraziamento alle ditte che ci hanno aiutato soprattutto nel sostegno ultimo del gesso, il quale è un simbolo importante anche esso di questa villa, che sono l'impresa edile Zanetti Alberto, Pietro Bin, che è un'azienda qua vicino, e l'architetto Beppi Vedova e la Metal System, sempre qua locale del nostro comune. E ultima cosa che non è meno importante, i proprietari nuovi del Parco Fiore qui vicino hanno dato un forte contributo per l'esecuzione del pozzo di irrigazione e di tutto il verde, che hanno interamente pagato, sostenendo il nostro concetto di dare una valutazione ampliata della villa. La nostra storia è iniziata nel 2011 con una scommessa che aveva come orizzonte da un lato una bonifica ambientale di un'area compromessa e dall'altro la possibilità di avere una visione come quella che vedete oggi di questa splendida villa comunale. È nata anche perché l'obiettivo finale è proprio quello di dare un valore aggiunto con attività innovative a luoghi storici, coniugando le due cose con la sinergia tra privato e l'amministrazione affinché si possano ottenere migliori risultati. Strada ormai obbligata nelle collaborazioni, perché è solo così che faremo valorizzare il nostro territorio. Siamo arrivati in questo spazio 8 anni fa, quest'anno sono 8 anni che siamo qui. E gli altri spazi erano già stati occupati, diciamo, da altre realtà. Quello in cui ci troviamo noi era la stalla, diciamo, delle vacche, mentre accanto a noi c'era la stalla dei cavalli. In questa stalla però in modo particolare gli eredi ci hanno condiviso che era la parte più viva, se vogliamo, perché mentre nell'altra parte vi abitavano, qui soprattutto durante il secondo conflitto era un momento di incontro, di aggregazione e di preghiera. E questa cosa mi ha colpito particolarmente quando l'ho ascoltata dagli eredi, e quindi nel momento in cui abbiamo deciso di prendere possesso di questo spazio, sin da subito abbiamo avuto molta cura nell'occupare gli spazi e nel ricordare quelli che sono stati quei momenti che mi erano stati condivisi. Una piccola nota: abbiamo dei clienti che a volte ci chiedono di poter organizzare delle riunioni proprio in questo spazio della sala riunioni che è alla mia destra, perché sostengono che c'è un'atmosfera diversa.